Ultima preda, la gioielleria Stevanella di via Sannazzaro a Verona. La notte scorsa i banditi hanno sfondato a colpi di mazza la porta di accesso. In 1 minuto e mezzo hanno svaligiato il negozio facendo razzia di orologi e gioielli. Ma è solo l'episodio più recente e un brutto biglietto da visita di questo mese di febbraio, dopo quello che si è rivelato come un gennaio terribile. Furti, rapine, spaccate hanno seminato paura in ogni angolo del Veneto. Se no sei più fuori. Rimango a casa, è tutta chiusa. Bande di criminali hanno preso di mira abitazioni private, esercizi commerciali di ogni tipo, dai negozi di lusso ai piccoli bar. Il mese si apre e si chiude, con gioiellerie depredate, da Stra. Io sono rovinato, il mio lavoro, la mia pensione, la mia vita era quella. A San Stino di Livenza. Mi hanno colpito la testa, mi hanno buttato per terra. Uno mi ha detto ti sparo, ma io in quel momento non sentivo niente. Ma è un mese che registra anche le sempre più frequenti reazioni delle vittime, un numero crescente di cittadini veneti che non vogliono più rimanere inermi di fronte agli abusi. La nonna di Maerne è un esempio eclatante. Come è venuto fuori, ho dato 2 casciotti con una forza, ho sentito come una reazione da coparlo proprio. Come la rivolta contro gli assalti dei predoni a Canizzano. Avevamo chiavi inglesi, avevamo mestoli, avevamo tubi di ferro. I prossimi che vengono qua non escono di qua fino a che le forze di polizia non li vengono a prendere. Qua mi sono preparato a forca, una pala, anche per tenere a distanza. Ora reagiscono anche i comuni. Il primo esperimento fu anni fa a Cittadella, retta dall'allora sindaco Bitonci. Ora 6 comuni veneti hanno stipulato polizze assicurative per i loro cittadini, ma decine di municipi ci stanno pensando, offrono copertura danni e risarcimenti. Oggi a Limana, nel Bellunese, l'iniziativa è partita con successo. Do atto al comune che sta facendo un bel lavoro. E ancora Venezia risarcisce gli anziani scippati in città. Insomma, se l'onda d'urto della criminalità è violenta, la reazione non manca.